Ciao, nel video di oggi ti voglio parlare di un'attrezzatura per la fotografia, ovvero del filtro polarizzatore della GOB. Innanzitutto vediamo che cos'è un filtro polarizzatore, o anche detto CLP. Il filtro polarizzatore è un filtro che è in grado di andare a schermare la luce polarizzata che viene riflessa da alcuni materiali come l'acqua oppure il vetro. Inoltre è in grado di schermare anche tutta quella luce polarizzata che viene riflessa da quelle microscopiche goccioline di vaporacqueo presenti in atmosfera. Questo filtro quindi permette di avere delle foto con una migliore saturazione, un miglior contrasto e permette di avere foto senza riflessi quando si va a fotografare l'acqua o altre superfici riflettenti. Io sono solito scattare fotografie di tipo naturalistico ai paesaggi e devo dire che fin dalle primissime foto nelle quali ho usato il filtro polarizzatore mi sono accorto dell'effetto che questo filtro ha. Difatti ho avuto foto più saturate, contrastate meglio, dove soprattutto il cielo spicca, il cielo viene restituito con un bel blu acceso e se nel cielo sono presenti delle nubi, queste nubi sono molto definite, ben contrastate e si riescono a scorgere dei particolari che senza filtro non verrebbero fuori. Ora che sai che cos'è un filtro polarizzatore e a cosa serve, possiamo vedere un po' più da vicino questo della GOB. La GOB è una marca australiana che oltre a produrre questo filtro polarizzatore produce anche filtri UV, filtri a densità neutra e alcune schedine di memoria. Mi sono imbattuto per caso in questo filtro e la cosa che mi ha colpito, oltre all'ottimo prezzo, erano le recensioni, tutte estremamente positive. Su Amazon si trovano moltissimi filtri polarizzatori UV a densità neutra economici. Il problema è che per essere economici utilizzano dei vetri di scarsa qualità e quindi una volta che io vado a porli davanti all'obiettivo, le foto che l'obiettivo mi restituisce saranno di scarsa qualità, con aloni, estrema vignettatura, spesso con delle macchie. Il filtro della GOB arriva in una confezione di cartone, al cui interno c'è una scatola di plastica rigida, perfetta per trasportare il filtro in totale sicurezza. La fattura è ottima, al tatto dà una sensazione di robustezza e una volta applicato sull'obiettivo fa il suo lavoro senza creare vignettature o aloni sulla foto. Adesso andiamo a vedere come si usa il filtro polarizzatore. Il filtro si avvita sull'obiettivo, si può avvitare direttamente oppure si può utilizzare un adattatore, come nel mio caso. Per ottenere il massimo risultato bisogna porsi a 90 gradi rispetto alla fonte luminosa e poi si ruota la ghiera fino ad ottenere la polarizzazione che più ci aggrada. Oltre al prezzo dei filtri, davvero vantaggioso, quello che alla fine mi ha convinto ad acquistare questo filtro è stata una particolare iniziativa della GOB. L'azienda infatti si impegna a piantare 5 alberi per ogni acquisto fatto dal loro sito in zone della terra a rischio deforestazione. Questa iniziativa l'ho trovata molto interessante, mi è piaciuta fin da subito ed è anche uno dei motivi per cui faccio questo video. Sotto in descrizione ti lascerò il link al sito internet della ditta dove c'è una pagina apposita dove spiegano il loro progetto di reforestazione. Inoltre sul sito ci sono un sacco di belle foto e ci sono anche dei tutorial, delle guide su come utilizzare al meglio i filtri. In definitiva, per quanto mi riguarda, ritengo questo filtro un ottimo prodotto. Ovviamente non posso fare un paragone con i filtri più blasonati, quelli top di gamma, in quanto non ne ho mai provato uno e non ne possiedo uno. Però, per mia opinione, per uso dilettantistico questo filtro va molto bene. Arriva con un ottimo packaging, funziona egregiamente e in più ho contribuito a piantare 5 alberi nel mondo, per cui sono veramente soddisfatto dell'acquisto. Prima di salutarti voglio ricordarti un paio di cose. Innanzitutto, se non sei iscritto al canale ti invito a farlo. Poi se hai alcune domande fammele pure, cercherò di rispondere nel più breve tempo possibile. Se il video ti è piaciuto metti un mi piace, sotto in descrizione troverai tutta una serie di link inerenti a questo video, inoltre troverai il link ai miei profili social sia Facebook che Instagram, ti invito a seguirmi anche lì. Io per oggi ho finito, spero che il video ti sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!